Si è svolta la sesta edizione del Premio Carchinos nella splendida cornice del Tempio di Giunone alla Valle dei Templi, tanta la gente presente per l'occasione all'evento, presentato da Elettra Curto, un premio dato dalla giuria a personalità che si sono particolarmente distinte nell'ambito della propria attività, le eccellenze agrigentine. I riconoscimenti sono andati per la cultura al professor Beniamino Biondi, per la resilienza Stefano D'Alessandro cardiochirurgo e Romina Cartella infermiera, per l'identità siciliana Domenico Centamore, attore. Premio speciale è andato al colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Il premio per lo sport Totò Moncada è stato assegnato a Gloria Peritore, atleta. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari, presieduto da Francesco Novara e diretto da Carmelo Cantone. È andata benissimo, sempre non al di sopra delle aspettative, secondo le aspettative, perché quando si hanno delle eccellenze vere, quando si ha una squadra favolosa come l'abbiamo noi, le aspettative sono quelle. Direi che abbiamo centrato ancora una volta l'obiettivo, grandi temi di quest'anno, la pace, la pandemia e soprattutto il ricordo di grandi uomini di Agrigento. Quindi anche quest'anno ci riteniamo soddisfatti. È stata una serata di eccellenza ma anche di grandi emozioni. Di grandi emozioni come sempre. Credo che Carchinos sia nato con questo timbro, con questo marchio, di trasmettere un pathos particolare, di trasmettere un qualcosa che resti veramente per un anno intero. Un timbro che quest'anno è stato sancito da queste spillette identificative. Bellissima, è stata un'idea simpatica che abbiamo avuto e che è stata graditissima da tutti perché ha caratterizzato proprio il nostro spirito. Un riconoscimento alle persone che lavorano per la cultura e in tutti gli altri settori per far cosa? Per far crescere questo territorio e quindi ben vengano manifestazioni come queste che non fanno altro che far sì che questa luce venga conosciuta da tutti e che tutti ne possano essere partecipi di questo nuovo e ulteriore conquista che giornalmente va fatta con il proprio lavoro, con la propria dedizione per migliorare l'intero territorio agrigentino. Dedico questo premio alla memoria di mia madre che tra pochi giorni avrebbe compiuto 77 anni e del resto un premio ricevuto dalla propria città è come se ritornasse ad un'idea di maternità, ad un'idea di abitare, per cui spontaneamente ho sentito di dedicarlo a lei e mi auguro in qualche maniera che possa essere felice, lieta e soprattutto orgogliosa di questo premio che Agrigento mi dedica e che io in qualche maniera poi declino anche alla stessa città nei termini di quella cultura e di quella solidarietà che è necessario che le città possano favorire e proporre sempre di più nel loro percorso di crescita culturale e civile. Sì, sicuramente una grossa fetta dei medici, anzi diciamo un buon 90% dei medici italiani che hanno lottato contro l'ondata pandemica e veramente con un grosso impegno e chiaramente ancora, come si dice, si dirà questa sera, con una grande resilienza. Sicuramente un'esperienza notevole per i suoi caratteri improvvisi, il suo innesco immediato e il fatto che ci ha visti in prima linea, sicuramente ha lasciato un segno e un solco molto profondo sia a livello professionale che a livello umano. Quando è scoppiata la pandemia io lavoravo a Bergamo, sono un'infermiera e mi sono trovata in questa situazione molto difficile, soprattutto perché non eravamo preparati psicologicamente a ricevere questo tipo di pazienti ed affrontare questa situazione, però grazie anche allo Stato, alla Regione, alle aziende ospedaliere, insomma a tutte le istituzioni che hanno fatto il possibile per aiutarci, siamo stati anche incoraggiati da da questo punto di vista e quindi ci siamo fatti forza l'un l'altro per affrontare questa situazione e cercare di farci forza l'un l'altro. Io ringrazio intanto gli organizzatori, ringrazio soprattutto Carmelo che è anche un grande amico e niente, sono contento. Io dico sempre che quando ricevo un premio in queste occasioni per me è come quando ero a scuola e arrivava la pagella ed eri promosso, quindi vuol dire che hai fatto bene nel tuo lavoro e quindi ti arriva il premio, quindi io li accetto ben volentieri i premi. Ecco.
Premio Carchinos è un qualcosa di veramente emozionante perché proviene dalla mia terra e significa che sto proponendo qualcosa di buono anche per la mia terra, quindi ringrazio veramente tutti. Sono molto felice di essere qui, in questo caso in doppia veste appunto di atleta e di donna, ma soprattutto da siciliana per me è un onore stasera avere l'opportunità di salire su questo palco. Ma è andata benissimo, ho visto i numeri, a parte il calore del pubblico che era coinvolgente, era bellissimo, una serata meravigliosa. Ho visto i numeri anche della diretta streaming, siamo andati benissimo, i premiati, la dinamicità della serata, tutto perfettamente riuscito. Sono veramente contento di questa edizione e come diciamo ogni anno chissà come faremo il prossimo anno a superarci, però è andata molto bene.